tutti voi buonasera, bentrovati a questo nuovo appuntamento con Elettroshock. Parliamo di sindaci questa sera e lo facciamo a 2 giorni dalla conclusione delle operazioni di spoglio. 33 i comuni al voto in Friuli, Venezia, Giulia, 32 i nuovi sindaci, perché in un comune, Vito d'Asi, dove si era presentato un unico candidato, non è stato raggiunto il quorum, affluenza troppo bassa, per cui si prospetta il commissariamento per questo comune. Nella giornata degli scrutini abbiamo analizzato, insomma vi abbiamo raccontato in tempo reale quello che stava accadendo, le operazioni di spoglio. Ci sono state anche alcune analisi di tipo politico legate anche ai quesiti referendari, perché ricordiamo si andava alle urne anche per i 5 quesiti referendari. Oggi chiacchiereremo con alcuni dei sindaci neoeletti, alcuni nuovi, altri confermati in questa tornata elettorale. Cominciamo subito dagli ospiti in studio. Saluto Giorgio Baiutti, confermato sindaco di Tricesimo. Buonasera. Buonasera. Grazie per essere con noi. Una conferma e subito una new entry, Andrea Balducci, che è stato eletto sindaco di Cervignano. Buonasera, grazie per essere con noi. Buonasera. Abbiamo collegato da remoto, lo ringraziamo, lo salutiamo, Igor Gabrovec, che è stato eletto sindaco del comune di Duino Aurisina. Buonasera anche a lei. Buonasera anche a voi e particolarmente a Giorgio Baiutti, il mio collega, ex collega preferito. Gabrovec, che dopo 15 anni di consiglio regionale adesso vivrà l'esperienza da sindaco. Grandissima l'attenzione su questo comune per il fatto che il centro-sinistra se l'è portato a casa, ne parleremo con Gabrovec. Allora, prima vi chiederò sicuramente qualcosa rispetto all'affluenza, perché uno dei dati che ci viene consegnato da questa tornata elettorale è quello della affluenza bassissima, con questo trend che ormai diventa davvero preoccupante. Per l'elezione del sindaco del proprio paese, della propria città, in Friuli Venezia Giulia è andato a votare solo un cittadino su 2, un numero, un dato, quello sull'affluenza, che deve veramente far riflettere, così come deve far riflettere anche il fatto che su 33 comuni al voto 8 prevedevano un candidato unico, questo senza considerare poi il caso delle cosiddette liste civetta. Lo affronteremo dopo questo tema, perché la prima cosa è capire queste prime 2 giornate dopo la chiusura della campagna elettorale, dopo che si è andato a votare, come sono vissute. Parto da Baiutti per dire, cioè non è che si è finito di lavorare e si è ricominciato, qua si continua semplicemente. No, nel caso mio senz'altro c'è stata una continuità di lavoro. E oggi proprio ho firmato anche le nomine, diciamo così, le conferme dell'elezione dei nuovi consiglieri comunali, un consiglio comunale che si terrà alla fine di giugno, l'1-2 di luglio, e quindi fra una quindicina di giorni, considerando che appunto c'è una continuità amministrativa rispetto a prima, la volontà quindi di proseguire con i programmi, le attività, i progetti di mandato che erano stati impostati nel passato quinquennio e ora vengono portati avanti. Insomma, per ecco, quanto quindi... riguarda la Giunta? No, la Giunta non c'è ancora, diciamo così, un'idea definita. Ci sono alcuni assessori uscenti che sono stati rieletti anche brillantemente, che quindi verranno riconfermati. Poi ci sono state anche nella compagine, diciamo così, del passato mandato 5, diciamo così, consiglieri, tra consiglieri e assessori, che non hanno ritenuto di candidarsi, quindi favorendo anche un certo rinnovo, e all'interno di questi individueremo anche gli altri assessori mancanti. Mi tolga una curiosità, quando un sindaco si ricandida, cosa fa? Libera l'ufficio, lascia tutto nei cassetti? Beh, scaramanticamente nel caso mio, ma penso anche nel caso di altri, insomma, si cerca di lasciare un po' le cose come sono, considerando che tra la fine delle operazioni di voto, la proclamazione dell'eletto, che avviene ovviamente nella stessa giornata in cui si tengono gli scrutini, c'è comunque lo spazio poi per poter raccogliere le cose e portarle via con i classici scatoloni, insomma, ecco, nel caso nostro
Questo fortunatamente per noi non è avvenuto e quindi è stato un fatto positivo, ecco, che ci sia questa continuità di lavoro operativa a ogni livello. E allora chiediamo al neo sindaco di Cervignano se lei invece gli scatoloni li ha già portati nel nuovo ufficio. No, in realtà ho preso possesso ieri in modo abbastanza inaspettato, devo dire, perché il nostro successo elettorale arriva dopo 33 anni di dominio, non lo uso in come termine negativo, di dominio della sinistra, con la lista Il Ponte, che ha visto succedersi vari sindaci che avevano ricoperto vari incarichi e che erano nel tempo stati i delfini dei delfini, e quindi la nostra vittoria è stata inaspettata. Non ho avuto neanche il tempo di immaginare di potermi portare qualcosa. Sicuramente però porterò una chitarra, porterò la maglia del Napoli del mio amico German Dennis, poi porterò qualche libro e vorrei anche dare così un tocco personale all'ufficio. Con mia sorpresa, allora, vogliamo dare un segnale di discontinuità. Mi sono definito, o meglio, sono stato definito un potenziale sindaco a tempo pieno. Ho la fortuna di aver lasciato il lavoro 2 anni fa e quindi posso dedicarmi a tempo pieno all'attività di sindaco, perché noi vogliamo che il sindaco sia a disposizione del cittadino. Cioè il sindaco deve poter mettere nella condizione il cervignanese, in questo caso, di poter ricevere chiunque abbia una qualsiasi domanda da porre al primo cittadino. Quindi, primo segnale di discontinuità, presenza fissa del sindaco almeno dalle 8 alle 13 e poi non escludo anche nel pomeriggio presso la sede comunale. Poi vorremmo dare anche un segnale di rinnovamento per quanto riguarda ad esempio alcune attività pubbliche, cioè ad esempio abbiamo immaginato i consigli comunali itineranti. Abbiamo parlato di scarsa partecipazione dei cittadini, non solo nella fase del voto, ma anche nella fase successiva, cioè quando magari il sindaco o anche la maggioranza e l'opposizione vorrebbero che il cittadino partecipasse di più alla vita politico-amministrativa della cittadina che guidano, e quindi noi abbiamo immaginato che se ad esempio il cittadino residente in frazione non si reca presso la sede municipale in occasione dell'assemblea pubblica, saremo noi che andremo nei luoghi più vicini alla frazione per portare la voce del sindaco, del consiglio comunale, della giunta, in modo tale che da favorire questo processo di partecipazione. E poi racconteremo altre novità, insomma, che volete introdurre per quanto riguarda l'attività ordinaria nel municipio. Capiamo, insomma, che laddove il cittadino andrà a bussare alla porta del municipio ci sarà quotidianamente qualcuno pronto a rispondere. Vado da Igor Gabrovec. Allora, nel nostro consiglio regionale siedono tantissimi amministratori locali, quindi tanti colleghi che sono stati sindaco prima di entrare in consiglio regionale, credo siano oltre la metà, e in questo caso abbiamo un consigliere regionale che esce dall'aula di Piazza Oberdan per entrare in municipio. Intanto le chiedo che cosa l'ha spinta a prendere questa decisione, a mettersi in gioco a Duino Aurisina. Beh, sicuramente una richiesta unanime delle forze che stavano all'opposizione, quindi della coalizione di centrosinistra, allargata poi alle liste civiche. E poi l'amore per il mio territorio, ecco, i colleghi politici che hanno fatto il sindaco prima di fare i consiglieri regionali, mi dicevano sempre che fare il sindaco è un impegno faticoso, è un'esperienza faticosa, ma a livello politico è la cosa più bella che si può fare. Ecco, io spero davvero sia così, perché in questo momento, da ieri, sono molto preoccupato. Devo dire che la tensione, l'ansia che ha contraddistinto il mese e mezzo circa di campagna elettorale si è moltiplicata in questi giorni.
Mi sono recato nel municipio, ho preso possesso dell'ufficio, ho aiutato anche l'ex sindaca, la sindaca uscente, a spostare un po' le sue cose, qualcosa è ancora rimasto, ma non c'è fretta. Soprattutto nel discorso di insediamento ho sottolineato che in un comune come il nostro, e anche dove si vince per poco alla fine, o si perde per poco, è fondamentale cercare di coinvolgere l'opposizione o la parte appunto che ha perso nelle scelte, almeno nelle scelte strategiche di governo della macchina comunale e del territorio. Io spero che riesca in questo intento. Ecco. Ecco, lei parlava appunto di numeri, nel suo caso lei si è imposto col 51,45% delle preferenze, è stata evidentemente una sfida combattuta, c'erano con voi le nostre telecamere nel momento in cui quella tensione si è allentata, quando insomma si è capito che i numeri erano dalla sua parte e si è iniziato a festeggiare. Ecco, ci racconti un po' quel momento, perché per quanto dura o meno dura possa essere la campagna elettorale, chiaramente è sempre intensa, è sempre impegnativa e ci si arriva con la tensione, giustamente. Poi cosa cambia? Cosa scatta quando si vede che i numeri appunto sono dalla propria parte? Beh, lunedì è stata una giornata lunghissima e la notte da domenica a lunedì era come la notte prima degli esami, ecco. Mi svegliavo, andavo in bagno a bere un bicchiere d'acqua, ritornavo a letto, pensavo a qualcosa, mi riaddormentavo e proseguivo. Poi una giornata lunga a pensare, sapendo che i giochi erano fatti, ecco, i risultati stavano negli scatoloni e nelle urne e quindi c'era solo da aspettare. I primi risultati, i primi dati che uscivano erano confortanti, ma sapevo benissimo che giungevano delle sezioni che erano le sezioni più vantaggiose per me, quindi siamo partiti con risultati all'inizio di 65%, anche oltre, con vantaggi grossi, ma man mano poi che arrivavano i seggi più prettamente di destra e favorevoli appunto alla sindaca uscente, si iniziava a preoccuparsi. Ecco. Ricevevo già messaggi, dai che ce l'abbiamo fatta, hai visto che differenza? E cercavo di invitare tutti ad essere moderati e non festeggiare troppo presto. Ho smesso di rispondere al telefono già qualche ora prima perché era dura, seguire e rispondere e spiegare a tutti che fino all'ultimo seggio è tutto molto rischioso. Infatti poi siamo passati da un vantaggio enorme, proseguendo sempre in vantaggio, devo dire, che non c'è stato un attimo dello spoglio quando che la mia competitrice, quindi la sindaca uscente, si trovasse in vantaggio. Alla fine poi siamo arrivati, abbiamo concluso con 115-120, sono solitamente voti di differenza, che su 4.000 votanti, il 54% degli aventi diritto, significavano circa il 2-3%. Si è giocato sul filo del rasoio, la sindaca uscente era avvantaggiata dal semplice fatto che ha governato 5 anni, non ha fatto grossi errori, si è presentata alla fine agli elettori con anche qualche risultato ottenuto. Statisticamente è sempre difficile sconfiggere un sindaco tra il primo e il secondo turno, tranne che non faccia il suicidio. Beh, nel nostro caso, per fortuna, c'erano degli attriti nei mesi scorsi nel centrodestra che probabilmente hanno un po' pagato anche in questa campagna elettorale. Noi abbiamo fatto una bellissima campagna elettorale, frazione per frazione, sui social media, parlando di temi generali, ma anche di problemi molto sentiti della popolazione. Evidentemente il nostro approccio e il programma di un'alternativa di governo ha pagato, abbiamo vinto per poco, ma abbiamo vinto. Allora ci fermiamo, facciamo una brevissima pausa per la pubblicità, poi di nuovo insieme con i nostri tre sindaci. A tra poco. Di nuovo insieme con Elettroshock parleremo nel corso della puntata con alcuni sindaci neoeletti riconfermati in questa tornata delle elezioni amministrative. Riparto da Giorgio Baiutti. Si diceva del dato sull'affluenza che registra insomma un trend del quale è bene prendere atto per correre in qualche maniera ai ripari. Lasciando stare quello che è successo per il referendum, che ha sicuramente una lettura diversa, quando per scegliere il proprio sindaco, colui che governerà insomma il territorio nel quale viviamo, quando in questo caso si presenta a votare solo un cittadino su due, il problema c'è. Che tipo di analisi fa lei, Baiutti?
Ma parto dai dati dicendo appunto che a Tricesimo 5 anni fa aveva votato il 56% per l'elezione del sindaco e in questa tornata ha votato il 47%, quindi Quasi sono 10 punti ben 9 percentuali. punti in meno e quindi è un dato molto negativo che è tra l'altro confermato anche dalla compresenza dall'elezione appunto referendaria e che nonostante tutto ha portato a un risultato assolutamente negativo. Una qualche cosa l'avevo intuita, paventata già a febbraio-marzo, quando temevamo che a Tricesimo non si presentassero altri candidati perché alle elezioni comunali dell'ottobre dello scorso anno, sia in due realtà sufficientemente importanti al pari di Tricesimo come Maiano e Tarcento, si era registrata una partecipazione al di sotto del 50% ed era una partecipazione in una consultazione che si era tenuta alla fine di settembre e quindi in un periodo, diciamo così, non pienamente estivo come questo di domenica scorsa, con le scuole chiuse, probabilmente molti genitori con i ragazzi al mare. Quindi un dato assolutamente, come dicevo, negativo, perché come è stato detto appunto l'elezione almeno dei sindaci, dei consigli comunali dovrebbero, diciamo così, far sì che la partecipazione fosse molto più ampia, la condivisione sulla scelta delle persone, dei programmi, dei progetti, ecco, fosse il più possibile partecipata. Questo non è avvenuto, è un dato, io credo, che riguarda sì i giovani, ma riguarda anche una fetta di elettorato della mezza età, ecco, insomma, che tocca questo problema un po' della disaffezione, che non è una cosa positiva, rispetto alla quale, non so, è anche difficile pensare a dei rimedi diciamo così, immediati, perché quando un'amministrazione, nel nostro caso insomma anche il risultato ci conforta su questo, ha cercato di dare il massimo, ha cercato di mantenere il rapporto diretto con la cittadinanza, con la popolazione, con le associazioni, con le esigenze, cercando di venire incontro alle problematiche che si sono affacciate, però ha registrato questo dato che, come dico prima, ecco, come ho detto prima, è leggermente inferiore anche a molte altre realtà che hanno avuto le elezioni domenica scorsa. La media in regione è stata appunto attorno al 50%, a Tricesimo ha votato il 47%, sia a Cervignano che a Duino Aurisina il 54%, che è comunque un dato più alto della media, ma insomma non è sicuramente entusiasmante. Allora ne parlo anche con Balducci, girando un po' per i seggi la domenica, il giorno del voto, non si sono visti tantissimi giovani, non dico solo persone anziane, però poco ci manca. Le interviste che abbiamo raccolto, le testimonianze che abbiamo raccolto erano di persone che dicevano non so se vengo convintamente a votare per qualcuno, ma vengo convintamente a votare perché so che cosa c'è dietro al diritto di voto, che cosa è stato fatto in passato perché noi oggi avessimo il diritto di votare e di scegliere il nostro sindaco. Certo è che questo non basta più se l'affluenza è del 50%. Che cosa si può fare? Poi le chiedo anche se voi nel corso della campagna elettorale, quando si è trattato di compilare le liste, avete raccolto adesioni, interesse e partecipazione anche da parte dei giovani a Cervignano. Sì, noi abbiamo cercato di comporre una lista che fosse un giusto mix di rappresentanza di tutte le fasce d'età. Non nascondo che la componente giovanile di questa nostra formazione abbia rappresentato l'ostacolo più difficile, nel senso che i giovani sono attratti dalla politica. Noi ci presentavamo e richiedevamo la candidatura ai giovani con un programma già definito nella sua quasi interezza, però con ancora alcune modifiche da apportare se qualcuno che si volesse avvicinare e voleva appunto modificarne qualche parte. I giovani che abbiamo contattato, e sono stati una ventina, hanno dimostrato pieno interesse per le proposte che abbiamo presentato alla comunità cervignanese, però alla fine non si sentivano di sostenere l'impegno, chi adducendo motivi di studio, chi imminente matrimonio, chi imminente maternità, per cui insomma
per varie ragioni il giovane ha manifestato interesse, ma ad una certa distanza dall'impegno personale attivo. D'altronde le statistiche dicono chiaramente che dai 18 ai 34 il 30% si astiene, se scendiamo dai 14 ai 18 il 50% non si interessa di politica. Ricordo io, forse se lo ricorda anche Baiuti, la prima festa dell'amicizia a Palmanova era il 1977, io ero tra quelli sotto il palco che quasi piangeva al discorso finale di Zaccagnini, quindi io da ex democristiano. A 16 anni, perché il 61, 16 anni, ero lì, non dico al massimo del mio impegno politico, ma quello che probabilmente oggi mi fa vivere ancora ogni volta, ogni competizione elettorale con lo stesso entusiasmo dei miei 16 anni. Probabilmente ai giovani manca un tipo di esempio, un tipo di riferimento quasi eroico, così come potevano essere Zaccagnini, Berlinguer, che noi invece fortunatamente abbiamo avuto, pur in una visione antagonista della politica, però insomma che abbiamo vissuto ai nostri tempi. Vado da Gabrovec proprio su questo tema, affluenza e partecipazione dei giovani alla politica, non solo per andare a votare ma per scendere poi in campo direttamente. Cosa vuole aggiungere alla riflessione che stiamo facendo? Innanzitutto la nostra affluenza è stata di 4 punti inferiore rispetto a 5 anni prima, dal 58 siamo passati al 54, però in ogni caso sono 4 punti, mi sembra circa, sopra la media dell'affluenza alle comunali a livello regionale. Quindi una affluenza ribassata ma non terribile come in altre situazioni, anche se si pensa che a Trieste soltanto un anno fa, meno di un anno fa, a fine estate scorsa, ha votato, mi sembra, sotto il 50% già il primo turno per poi scendere al 40%, mi sembra, il secondo. Quindi un problema con l'affluenza c'è ed è generale e si ripresenta e peggiora di 5 anni in 5 anni sicuramente. Per quel che riguarda invece la partecipazione, noi abbiamo invertito un po' l'approccio. Abbiamo iniziato già a inizio marzo con l'officina del programma, abbiamo fatto tutto un giro di pre-campagna elettorale con le associazioni, attraverso i social media, le piazze, nei luoghi di lavoro, per raccogliere e costruire idee programmatiche delle visioni del comune di domani assieme alle persone di tutte le età. E già quel passaggio, secondo me, ha coinvolto tantissime persone. Abbiamo costituito poi, mi hanno sostenuto 4 liste, di cui una che faceva riferimento direttamente al candidato sindaco, la lista Squadra in Comune per Igor Gabrovec. In questa lista sono riuscito a inserire metà donne e metà uomini, 3 sono under 30 mi sembra, la maggioranza under 50 come età e soltanto 3 pensionati su 16. Quindi un buon risultato, persone di tutti i mestieri, di tutte le professioni, di tantissimi gradi di studio, anche dottorati in ricerca, quindi una lista variegata con tanto di un cittadino anche di colore, giocatore di Serie A in Senegal, quindi una bellissima lista che poi ha portato un bel risultato, tanto che tra i primi in assoluto come preferenze è proprio un under 30 e in ogni caso la buona parte degli eletti sono tutti under 50. Una partecipazione dei giovani, credo, grazie all'approccio, l'averli coinvolti forse prima di presentare la proposta di candidarsi. Abbiamo provato a scrivere le proposte programmatiche con loro e poi gli abbiamo chiesto di collaborare con noi per renderle pratiche, utili e quindi fattibili. Chiedo un'ultima cosa a tutti, poi andiamo in pubblicità. Vi chiedo di indicarci un obiettivo che vi sta particolarmente a cuore, un obiettivo importante al quale tenete particolarmente, che volete impegnarvi a raggiungere nel corso di questa legislatura. Gabrovec, partiamo da lei. Sicuramente rilanciare il turismo del nostro comune. È un comune, Duino Urisina, che va dal mare al Carso, abbraccia 16 frazioni per i suoi 8.500 abitanti, quindi molto diverso, con tantissime cose da proporre, dal sito paleontologico recente, ma i castellieri, le bellezze poi del Carso
le peculiarità enogastronomiche, grandi cantine di Prepoto, i migliori vini del Carso, percorsi naturalistici e storici, un approccio al turismo che sia un volano di sviluppo per per tantissime altre attività economiche. Io credo che anche questo abbia un po' stimolato i giovani, perché hanno visto che il loro territorio può essere molto di più di quello che è stato fino ad oggi. Grazie a Gabrovec. Rapidamente chiedo anche a Balducci e Baiuti. Balducci, parta lei. Noi abbiamo come obiettivo primario quello del rilancio delle attività produttive, in particolare al commercio. Vorremmo che Cervignano riprendesse la sua vocazione emporiale, così come era negli anni scorsi. Lo faremo con azioni di promozione e marketing urbano e con eventi che vorremmo scandissero il tempo e quindi il richiamo per i comuni limitrofi con 12 eventi per 12 mesi. Poi abbiamo a cuore il progetto di rigenerazione urbana dell'area ex caserma Montepasubio con un grande parco urbano Polmone Verde che ricucia il territorio che è stato in questi anni saccheggiato da un'urbanizzazione piuttosto selvaggia. Baiuti. Ma la realizzazione senz'altro della nuova biblioteca civica che è intitolata ai coniugi Ciceri, superando, diciamo così, l'attuale collocazione che è ancora in un prefabbricato risalente al periodo del terremoto, quindi una cosa assolutamente inaccettabile. Una biblioteca che peraltro stiamo progettando e che è in larga parte finanziata, quindi è un progetto che senz'altro troverà realizzazione nel corso dei prossimi 3 anni. Allora ringrazio i sindaci per essere stati con noi questa sera, naturalmente a loro buon lavoro per tutte le sfide quotidiane soprattutto che li attendono da oggi in poi. Noi ci fermiamo per la pubblicità e poi incontreremo, conosceremo e dialogheremo con altri primi cittadini. A tra poco. Eccoci nuovamente insieme con Elettroshock, abbiamo parlato con 3 sindaci nella prima parte della trasmissione, adesso in studio ci sono 2 sindaci e un candidato unico che, come dicevamo in apertura, purtroppo non ha visto raggiungere il quorum nel comune in cui sta andato al voto e adesso per quel comune si prospetta il commissariamento. Allora salutiamo, partirei proprio da Luciano Cedolin che si era candidato unico a Vito D'Asio. Buonasera Cedolin. Buonasera. Grazie per essere venuto in studio. Un saluto a Deborah Furlan, nuovo sindaco di Pocenia, nonché primo sindaco donna di Pocenia. Grazie anche a lei per essere qui. Grazie a voi. Non è sicuramente una new entry, anzi Claudio Sandruvi, che salutiamo e ringraziamo per essere qui con noi, che si prepara a indossare la fascia tricolore a Montenars per la 3ª volta. Sì. Sì, una lunga esperienza da amministratore e che in questa tornata elettorale ha vissuto un'emozione molto particolare perché lui è stato eletto sindaco, riconfermato sindaco a Montenars e anche in questo caso era un candidato unico, quindi diciamo l'esito si è saputo al momento in cui è stata comunicata l'affluenza, qualche ora più tardi ha potuto festeggiare assieme alla figlia Laura Sandruvi che è stata eletta sindaco a Pagnacco. Partirei però da Luciano Cedolin perché abbiamo già parlato nella prima parte della trasmissione di questo dato preoccupante sull'affluenza che si è appesato generalmente su tutti i comuni, ha avuto un ruolo ancor più importante nei comuni nei quali si è presentato un unico candidato sindaco ed è successo in ben 8 comuni su 33 al voto in questa tornata. Era necessario che andasse a votare il 50% più 1 degli elettori perché il risultato fosse valido, un risultato molto lontano a Vito D'Asio. No, perché di fatto mancavano 28 voti. Perché la percentuale che è stata messa e anche ha dato la Regione è fatta su gli iscritti all'AIRE, cioè quindi 1500 persone. Che era il 19% il dato che risultava. In realtà dei votanti che erano 605, praticamente 274 siamo intorno al 46-47%, cioè 28 voti ci mancavano per arrivare al quorum. Quindi però la percentuale è appunto fatta con gli iscritti all'AIRE che hanno diritto al voto ma non contano
a livello del quorum, insomma. Quindi ci mancava poco. Io penso che se si avesse avuto la possibilità di votare anche il sabato e il lunedì mattina, sicuramente forse le cose andavano in maniera diversa. Sinceramente non pensavo che la campagna di non andare a votare avesse avuto questa forza, no? da far sì che tanti e giovani, tra l'altro una parte di giovani, per cui mi dispiace di questo. Ma qualcuno dopo il risultato le ha detto mi dispiace, io non sono riuscito, non ce l'ho fatta? No, dei messaggi ce ne sono arrivati tanti che, di cui dicevano naturalmente sì, tu meritavi di essere sindaco, però il contorno doveva essere fatto, sono un po' storie che chiaramente trovano il tempo che trovano. Se avevano voglia di vedermi sindaco andavano a votare e chiuso il discorso, insomma, quello che è successo dopo. No, devo dire tanta solidarietà da parte di, anche fuori dal comune chiaramente. Pensate che una famiglia dalla Svizzera è venuta giù a votare in 4 con la mamma di 85 anni, è venuta giù, hanno votato e sono rientrati in Svizzera. Quindi sono cose che fanno piacere, ma insomma, ecco, purtroppo peccato che non si è raggiunto il quorum. Commissariamento significa ordinaria amministrazione. Teme che ci saranno ripercussioni per quella che sarà, insomma... Sicuramente sì, perché avevamo, tra l'altro io arrivo da 2 mandati di assessore, avevamo fatto dei bei programmi, abbiamo fatto anche delle progettazioni, però adesso si ferma la progettazione perché ho i miei dubbi che il commissario vada a cercarsi il contributo, che faccia il bando per poter accedere ai contributi. Spero vivamente di sì, ma non ci credo. In un momento che è difficile anche per le amministrazioni più grandi ed è difficile anche per le amministrazioni che hanno un sindaco, che hanno una giunta, insomma la congiuntura non lascia ben sperare, però giustamente come dice lei bisognava pensarci prima, esatto. Adesso un po' tardi. Tra l'altro la nostra situazione era un po' grave perché non abbiamo nessuno all'ufficio tecnico, l'ufficio tecnico è completamente scoperto, la segreteria ugualmente. Il ragioniere è arrivato da 2 mesi, un bravissimo ragazzo, però chiaramente l'esperienza dell'amministrazione pubblica non è sicuramente al massimo, anche se devo dire veramente sta facendo tutto il possibile, però adesso è abbandonato perché prima, bene o male, c'aveva l'ex ragioniere che veniva a dargli una mano. La memoria storica anche, c'era no? qualcuno che dava una mano, adesso è da solo. Quindi ufficio tecnico niente, segreteria niente, ragioneria così così. E sindaco nemmeno. Sindaco nemmeno, fra un po' va in pensione anche all'anagrafe, quindi non lo so. Le prospettive non sembrano incoraggianti, è una storia diversa invece quella di Montenarsa, anche qui un candidato unico, ma in questo caso il quorum è stato raggiunto. Però che effetto le fa sentire le parole del potenziale collega Sandruvi? No, mi dispiace, probabilmente forse l'analisi, penso io, che a Vito D'Asio bisognava fare. Perché il mio caso è, mi hanno chiesto di fare il 3° mandato, cioè la gente che mi ha sempre spronato in quest'ultimo anno che dovevo rimanere. E quindi ero tranquillo. Anche a Montenars si aveva la paura di non raggiungere il 50+1, però mi chiedevano di fare la lista civica e la lista civetta come chiamata. Non l'ho voluto fare, l'ho dichiarato ancora molto prima. Primo perché non ho mai avuto un'esperienza del genere e non ho mai preso in giro la gente. Secondo me la lista civetta si prende in giro la gente. Ecco. Credo che lo stesso ragionamento abbia fatto Cedo Libero. Ecco, ha fatto un bel ragionamento e poi strano che con una lista appunto unica, anche se collegata a qualche altra, la gente non è andata a votare. Dispiace perché il Paese dovrebbe essere riconoscente. Chi oggi si mette a fare il sindaco, l'amministratore, l'assessore,
dedica molto tempo allo trascuro della famiglia. Io non so perché, io questi valori a Montenas li ho avuti. Ho avuto questa solidarietà enorme perché, a parte che i paesi piccoli, sì, si conoscono, si sa tutto, e sanno tutto anche di te, e quindi ho avuto un'altra realtà. A dire la verità, la paura di non raggiungere il 50% non l'ho avuta, perché sentivo il clima, no? Andando in giro capti subito, no? Anche perché, lo devo dire, una cosa mi ha rattristato. La minoranza non è riuscita a fare la lista, ma poi c'è stato, sono forse anche un po' ampliate queste dicerie, e mi si dice che qualcuno andava a dire di non andare a votare. E secondo me, quando un cittadino qualsiasi va nel suo comune a dire all'altro cittadino non andare a votare, quello non ama il paese, non ama il paese, non ha nemmeno un senso civico, perché il paese ha bisogno di chi governa. Si deve scegliere quello buono, quello migliore. Ecco, questo credo è lì, ecco, l'unico neo che ho avuto, che poi mi ha ripagato con, oggi si dice il 100%. Perché il 100%? Perché sui votanti votano tutti il sindaco, chiaramente, e le schede bianche e nulle non si contano, quindi io ho avuto 287 voti, o 89, adesso non mi ricordo più, che sono le schede valide che hanno votato, le nulle e le bianche, mi pare siano state una trentina. Ecco, quella non va a sommare, quindi ti danno il 100%, ma io ho avuto il 64,5% di voto. Ecco, questo per dare appunto alcuni numeri, per essere precisi. In questa tornata elettorale i cittadini hanno eletto nei rispettivi comuni 3 donne per la prima volta come sindaco. Il caso di Pocenia, che abbiamo rappresentato qui questa sera in studio, ma poi anche Lignano Sabbiadoro e Prata di Pordenone, senza dimenticare poi che è stata una donna, in particolare Anna Cisint, riconfermata sindaco di Monfalcone, quella che ha ottenuto la percentuale di voti più elevata. Allora, ne parlo ora direttamente con Deborah Furlan, che peraltro viene da un comune dove a sfidarsi erano esclusivamente donne. È così? Sì, assolutamente così, ed era già questo secondo me un grandissimo risultato. Vedere 2 donne in un comune della Bassa Friulana di 2500 abitanti, una sfida tutta al femminile, devo dire che sin dall'inizio insomma mi ha fatto molto piacere. Dopo le campagne elettorali sono momenti di grande difficoltà, di grande tensione, ma al di là di questo devo dire che se penso che io vengo da una storia di 10 anni di assessorato, quindi, e di 5 anni di minoranza, e se penso che ben 15 anni fa ho voluto fortemente una commissione nel mio comune cosiddetta donna e pari opportunità, e che ho tenuto in piedi per tutti i 10 anni del mio assessorato, ecco, a distanza poi di 5 anni vedere 2 donne candidate mi ha notevolmente riempito di gioia e di orgoglio. Poi è stata anche una campagna elettorale molto intensa, dove le donne hanno dato il meglio e il peggio di loro, ecco. E quindi un voto a questa campagna elettorale? Che voto darebbe? Dipende da quale punto di vista, insomma. Al netto del risultato, che immagino... Si è pentita di qualcosa che ha fatto o che ha detto durante questa campagna elettorale? No. Onestamente no, perché quello che ho detto e quello che ho fatto veramente è venuto da grande convinzione e da una grande passione. Dopo, forse con gli anni, si potranno rivedere e ripensare alcune cose. Aver lavorato in consiglio comunale sia sui banchi della maggioranza che su quelli dell'opposizione è utile anche per capire quali sono le dinamiche, per cercare in qualche maniera di lavorare tutti assieme, cosa che ormai insomma nei comuni è fondamentale, credo, no? Assolutamente sì, questi 5 anni di minoranza per me sono stati altamente formativi, per dire che
io e la mia squadra desideriamo offrire alla minoranza attuale un clima diverso. Sono stati 5 anni molto faticosi e io nell'ultimo Consiglio Comunale l'ho anche detto, in quanto era stata portata l'idea, no, che avevamo collaborato, in realtà non c'è stata collaborazione, quindi io per quello che abbiamo vissuto, abbiamo esperito, sicuramente cercheremo di offrire qualcosa di diverso, veramente cercheremo di andare verso un clima più collaborativo perché c'è bisogno di tutti e soprattutto in questo momento dove comunque c'è una comunità che è abbastanza divisa, dovremo molto lavorare per ricucire e per ripartire tutti insieme. Ci fermiamo, una breve pausa per la pubblicità, tra poco. Di nuovo insieme con Elettroshock stiamo parlando con alcuni sindaci di come è andata la campagna elettorale, di quali sono state le problematiche affrontate. Vi abbiamo detto, presentandovi gli ospiti che ci sono attualmente in studio, che è stato un momento particolare per Sandruvi, candidato unico nel comune di Montenars, che quando è arrivato, diciamo, il dato sull'affluenza ha potuto capire prima ancora dell'inizio delle operazioni di spoglio che si avviava verso il terzo mandato, ma il suo pensiero a quel punto ha cominciato a rivolgersi alla figlia Laura, scesa in campo a Pagnacco, dove peraltro veniva dall'esperienza di sindaco facente funzioni, ma che appunto si era candidato a sindaco. Qui c'era l'attesa di capire come sarebbe andata anche per la figlia, così con la speranza, l'emozione di dire saremo sindaci in contemporanea, io a Montenars, tu a Pagnacco. Allora adesso vi proponiamo un contributo che vede padre e figlia insieme a Pagnacco, quando anche a Pagnacco la situazione era andata delineandosi. Vediamo. Grande fonte di felicità. Infatti ho voluto che mi raggiungesse a Pagnacco per festeggiare insieme e congratularci a vicenda per questo bellissimo risultato che possiamo proprio condividere, quasi incredibile, però una felicità unica, sul serio. Io sono orgogliosa del risultato di papà, sono felice per il risultato che ho ottenuto nella mia comunità, è splendido, veramente. Entrambi avete lavorato bene. Ho visto una lacrima di commozione anche in Claudio. Sì. Questa credo che sia normale, specialmente a chi ha qualche anno in più, ma è un'emozione diversa, nuova, non l'avrei mai messa in cantiere, perché diventare sindaci nello stesso momento, nella stessa giornata, nella stessa ora, è una cosa che non può uno mettere in cantiere, è difficile, no, da pensare, quindi per me è una soddisfazione enorme, come aver preso veramente una medaglia, che poi non è che lavoriamo per le medaglie, però una pacca sulle spalle ogni tanto avremo bisogno anche noi. Adesso ce la diamo noi due e quindi ci facciamo le congratulazioni da soli. Le raccomandazioni di Laura al papà? È di continuare così. Di sostenermi sempre e di essere sempre il mio grande esempio di vita. Eravate tutti e due molto emozionati quel giorno. Elettroshock. Elettroshock. E io non credevo, perché ero preparato, a dire la verità. Io la sostenevo in quel giorno, il 13, era venuta a pranzo a casa e non voleva andare giù. E io gli dicevo: Laura, guarda che la gente, ma sai, sento che anche l'altro... ma quelle sono le sensazioni. Ma io credo che in una comunità, se non hai fatto cose brutte, se non hai fatto... la gente ti premia sempre, sempre. Io della gente ho sempre avuto fiducia. E infatti ho detto, beh, vieni su con me a Montenars, alle 2. L'ho portata al seggio. E quando ha cominciato a sentire lì Sandruvi, si era un po' anche rincuorata. Io poi ho saputo che a Pagnacco era sempre il doppio avanti. Ho detto: prenditi la macchina e vai a Pagnacco che ti aspettano. E anche lei logicamente poi gli hanno telefonato. Ma era un po', aveva paura, ecco, di arrivare a Pagnacco e di avere una brutta sorpresa.
Poi mi ha chiamato ovviamente quando ha avuto l'ultimo seggio ed è logico, un padre non può che non essere vicino. L'emozione è veramente un'altra emozione e la lacrimuccia può essere anche caduta, ma diciamo che poi anche dalle interviste che ci hanno fatto subito, la cosa stava diventando veramente una cosa eccezionale. E quindi cosa vi voglio dire? Credo che per un papà, sì, se ha un figlio che prenda un po' la strada della collettività, di aiutare la collettività, perché bisogna avere la passione. Se non si ha la passione verso la comunità, non si riesce. Io non credo di essere mai che mi sono vantato di niente, ma sono 46 anni che giro per gli enti. E no? che sente questa passione. Questo è un altro tema, magari ne parliamo con la neosindaca di Pocenia. In casa Sandruvi si respirava chiaramente la politica, per cui anche la figlia, per osmosi o non lo so, per DNA, questa passione. E laddove magari le cose vanno diversamente, non è detto che questa passione non nasca. Allora chiedo a lei, per capire cos'è che a un certo punto le ha fatto dire voglio tentare, voglio mettermi a disposizione della comunità, voglio fare qualcosa per la mia comunità. Beh, questa cosa risale anche a un po' di tempo fa e forse anche prima della mia prima candidatura come assessore appunto 15 anni fa. Io sono cresciuta in Friuli fino a una certa parte della mia vita, poi sono andata all'estero, ho vissuto diversi anni all'estero. Quando ero all'estero lì ho capito realmente cos'è che è così importante e così che ha tanto valore nelle nostre comunità, che è proprio la parte della comunità, la parte del sociale, la parte dello stare insieme, della condivisione. Io ho vissuto soprattutto in paesi anglosassoni, quindi a me mancava tantissimo questa parte. Quindi quando sono rientrata in Friuli, devo dire che la prima cosa è stata quella un po' di rioccuparmi della mia comunità, lo sentivo proprio un po' come una missione. Devo anche dire che come professione sono psicologa e psicoterapeuta. E questo sarà utilissimo, questo sarà utilissimo. Sì. Quello è il massimo. Sì, no, diciamo che sì, però questo denota un grande interesse verso le persone. Sono oltretutto psicoterapeuta familiare, quindi un grande interesse per la famiglia, per i sistemi. Quindi devo dire che poterli affrontare, poterci entrare anche in modi diversi, no? Non solo con la professione, ma anche con un ruolo al servizio che io ho sperimentato anche nel mondo dell'associazionismo, perché fino a un mese fa ero presidente di un'associazione regionale che era quella dei club degli alcolisti in trattamento, quindi dove ci hanno insegnato e dove si porta avanti proprio il concetto del mettersi a servizio degli altri. Quindi questo è il ruolo di un amministratore. È vero che poi in campagna elettorale si fanno delle battaglie, no? Ma la vittoria, io non la considero una vittoria. Io dico, ci stanno mettendo alla prova, diamo il nostro contributo al servizio degli altri. Cioè, se io la considero una vittoria, penso che i cittadini siano al mio servizio. Per me non è una vittoria, io sono al loro servizio e quindi come tale è semplicemente un'opportunità per fare qualcosa. Qual è il primo obiettivo che si è data come sindaco? Ah, bene. In realtà il primo obiettivo è sicuramente un po' sistemare l'apparato organizzativo, il municipio, diciamo, perché c'è una grossissima carenza di personale. Ieri quando sono andata ho visto che oltretutto un dipendente appena andato in quiescenza, adesso ci sono da gestire le ferie, quindi c'è l'apparato municipale che ha necessità di essere molto reintegrato. Senza i dipendenti, senza i funzionari, poi non si fa niente. I programmi elettorali sono sostenuti dall'amministrazione, dal lavoro, dall'impegno dell'amministrazione, ma senza i tecnici, i funzionari non si va da nessuna parte. Quindi assolutamente quello è il lavoro primario da fare e poi ovviamente quello, insomma, di essere in ascolto dei bisogni dei cittadini.
Chiedo a Luciano Cedolin che cosa vuole dire alla sua comunità a questo punto. Posso solo fare pubblicità per Vito d'Asio, innanzitutto perché è al centro del Friuli, è molto bella, è il paese natio di Jacopo Ortis, c'è il Conte Cecconi, abbiamo la cantante lirica Fiorenza Cedolin, c'è il fiume Arzino, ci sono tantissime cose da vedere e da visitare. Peccato perché avevamo dei bei programmi, tra l'altro c'è un'acqua solforosa che è stata monitorata dalla regione ed è considerata una delle migliori che ci siano, e anche lì avevamo un progetto, adesso sarà rimandato, io spero, ecco. Ci sono tante cose belle da vedere e c'erano tante cose belle da fare. Lei ci riproverà? Adesso come adesso non lo so. Scotta un po' ancora, Così, vediamo se la squadra vuole starci tutta, è probabile. Resta comunque l'attaccamento per la comunità. Sì, io l'ho fatto per il territorio perché lo amo, lavoro lì, vivo lì, per cui sono nato lì, quindi insomma assolutamente per me il mio territorio è la mia famiglia praticamente. Chiedo a Sandruvi se vuole dire qualcosa a Cedolin. A Cedolin devo dire che senz'altro io fra un anno lo vedo in campagna elettorale, ecco, perché credo che nasca anche un modo di dimostrare alla gente che eri sul giusto e che volevi, ecco, quindi questo lo capirà in questo periodo e ti faccio certamente gli auguri. Consentimi, se posso, ti rubo un minuto, ecco, io vorrei proprio chiudere dicendo che l'apparato delle elezioni, quindi tutti coloro che hanno lavorato per le elezioni e in primis quindi il risultato grazie alla gente è la soddisfazione più grande che ha un sindaco o che ha un amministratore. Quando cioè nel dire quello che vuol fare, nel presentare il programma, poi con tutte, è chiaro, finché non c'è il voto nell'urna il pericolo c'è sempre, ma quando ha il risultato, quindi io voglio ringraziare veramente Montenars. Montenars, perché io non sono di Montenars, no? Anche se sono nato, in quella volta il comune era Artegna. Montenars e Artegna era Artegna. Io sono nato vicino a Montenars, quindi mi sento di Montenars. Però mi chiamavano lo straniero. Così, no? Vabbè. E invece credo mi voglia bene, mi hanno dato un risultato direi eccezionale e lo sentivo, quindi non avevo paura che mi tradisse e quindi devo fare un grande ringraziamento anche a coloro che hanno formato la squadra, che l'hanno accompagnata, che hanno aiutato a essere sereni. Io ho detto sempre, la campagna elettorale non si deve mai cadere nel fare la diatriba con l'avversario, cose di questo genere. A parte noi non avevamo, ma questo movimento che era in paese, ho detto se vi capita non discutete, voi fatevi vedere sereni, perché erano giovani anche, no? Allora i giovani non accettano, no, certe cose, no? Allora essere sereni, tranquilli. Ma lì l'esperienza, no, fa un po' quando ci sono queste situazioni. Grazie alla gente di Montenars. Speriamo insomma di ritrovarci qui più avanti con cittadini più partecipi, perché insomma il voto è una cosa importantissima, cioè, lo abbiamo detto in apertura, tante cose le diamo per scontate, così come fino all'altro ieri davamo per scontata la pace, non è così, evidentemente c'è stato chi ha sacrificato la propria vita perché noi oggi potessimo avere la possibilità di andare a votare, di scegliere i nostri amministratori. Insomma, credo che sia un segno, no, anche di rispetto, proprio perché soprattutto per quanto riguarda le elezioni comunali si tratta della gestione del proprio, no, territorio. È evidente che gli amministratori, i sindaci, le loro giunte hanno un ruolo importantissimo, ma insomma anche i cittadini che nel comune vivono poi hanno un ruolo importante per far sì che le cose funzionino, tanto più nei momenti insomma difficili come evidentemente è quello che stiamo vivendo adesso. Per cui un grande
in bocca al lupo a voi, buon lavoro naturalmente, magari ci aggiorneremo cammin facendo per capire come vanno le cose, e a Cedolin diciamo, insomma, mi raccomando, lei giustamente è venuto qui oggi, approfitto per fare pubblicità a Vito D'Asio, ed è giusto che sia così, perché questo insomma significa amare la propria comunità anche quando le cose insomma non vanno come si immagina, come si vorrebbe. Grazie per essere stati qui con noi questa sera, grazie ai tecnici in regia e naturalmente a voi che ci avete seguito da casa. Alla prossima, arrivederci.